Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social anti-vigilia di Natale. Sui social c'è una foto che si riferisce a tempo fa, forse una quindicina d'anni fa. Uno striscione che recita così: come da tradizione ogni anno sconfitte e panettone. Purtroppo il Cagliari esce con le piume nel sacco, esce malamente sconfitto a Venezia 2-1 per il Lagunare di Di Francesco, che così si riscattano e si riavvicinano nella zona salvezza. Cagliari che resta terzultimo a 14 punti in 17 partite, non vince, ricordiamoci, 10 partite, una vittoria nelle ultime 10 partite. Aggiungiamoci anche la Coppa Italia, il 4-0 pesante a Torino contro la Juve, e si ha l'esatto quadro di quello che sta vivendo oggi il Cagliari. Una situazione che potremmo definire kafkiana, dove i tifosi giustamente vedono una squadra che fatica, ma lo dicono anche i numeri, a realizzare gol, non faticano invece a subirne. Ricordiamoci che in 17 partite solamente in due occasioni, il Cagliari ha terminato la partita con 0 reti al passivo. È evidente che questa squadra ha notevoli lacune. Non do tutte le colpe a Davide Nicola. Davide Nicola sta provando a mettere in piedi una formazione che abbia un senso logico, pur con le sue responsabilità. Partiamo dal portiere, la figura forse più ambigua negli ultimi 2 anni. Radunovic, che era stato il portiere della promozione, Ranieri complici diverse papere, si è trovato costretto a dover rimettere in gioco il ruolo del titolare, dando la chance a Scuffetti, rivelatosi determinante nella conquista della salvezza dell'anno scorso. Quest'anno il portiere friulano si ritrova inspiegabilmente, dopo un inizio buono, in panchina. Perché? Per motivi legati al contratto? Per il fatto che non è voluto andare a Milano a fare il secondo a Maignan? Per il fatto che magari c'è un rapporto non esattamente, come potremmo dire, idilliaco fra il portiere e l'allenatore dell'Udinese e l'allenatore del Cagliari, che già a suo tempo, quando allenatore dell'Udinese, Nicola stesso, lo costrinse di fatto a trasferirsi all'estero? Sono domande che non hanno risposta, ma che fanno pensare. Perché Scerri, titolare in Albania, il terzo portiere della nazionale albanese, non è un ventenne, non è un giocatore che si deve formare, parliamo di un 28enne, e buttarlo allo sbaraglio, purtroppo si è vista a Venezia tante imprecisioni, difficoltà nelle uscite, difficoltà nelle parate basse, difficoltà nel trattenere anche determinate conclusioni. Non ha il senso del leader, non comanda la difesa, ecco, mettiamola così, e questo Cagliari fin da dietro, quindi fin dalla difesa, ha bisogno di essere rivisto. Parlavamo delle responsabilità di Nicola, difesa a 5. Io continuo a non capire il perché Davide Nicola insista con la difesa a 5, perché è stato un esperimento che già Ranieri ha capito essere un autogol. È una squadra che fatica a costruire, soprattutto è una squadra che fatica a segnare, a realizzare. Purtroppo abbiamo questo equilibrio che comunque, dicevo anche durante la puntata di ieri di 45esimo, è una coperta corta. Il Cagliari gioca molto basso, prova a ripartire in contropiede, ma non abbiamo contropiedisti, posto che Luvumbo adesso è anche infortunato, quindi non abbiamo giocatori che saltino l'uomo. Piccoli è un attaccante ed è l'unica punta che però si trova costretto a fare da raccordo fra centrocampo e attacco, svaria per il tuo fronte d'attacco, ma non entra in area di rigore. Quindi quando attacchiamo, cerchiamo i cross, in mezzo all'area non c'è nessuno. Questi sono altri elementi tecnico-tattici che non sfuggono, che comunque sono evidenti a tutti gli osservatori di calcio, e mi chiedo perché Davide Nicola, allenatore di grande esperienza e professionista integerrimo, non riesca a leggere questa situazione.
Parliamo del centrocampo. Centrocampo costruito con giocatori di grande corsa, di grande prestanza fisica, parlo di Makumbu, parlo di Adopo, però manca il regista, manca il giocatore di qualità in mezzo al campo, che non abbiamo, o perlomeno ci sarebbe, potrebbe essere Razvan Marin, però giocando a 3, ieri perlomeno si è preferito giocare con De Iola, che esattamente come Adopo e come Makumbu, tutto sono fuorché giocatori dei piedi buoni. Fanno sicuramente legna, sicuramente sono giocatori che tendono a rompere il gioco avversario, ma non sono in grado di ricostruire. Io mi chiedo anche qui un altro aspetto, diciamo così, del retro, delle dinamiche della squadra, perché davvero, addirittura quest'anno sta facendo davvero tanto bene con la Romania, con la nazionale rumena, al punto che è stato nominato miglior giocatore rumeno nel mese di novembre, fatica a trovare spazio nel campo. Squadra che fatica anche a tirare da fuori area, e Marin sia con il Parma sia con la Roma ha dimostrato che il tiro da fuori ce l'ha, e quindi con la Juve, e quindi mi chiedo il perché questo giocatore debba marcire in panchina. Attacco abbiamo, ricordiamocelo, dalle punte Piccoli, Lovumbo, infortunato, Pavoletti, Lapadula e Kingston. Di questi 5 attaccanti, oltre i 2 trequartisti che sono Viola e Gaetano, quindi in teoria questa squadra potrebbe giocare con 2 punte e una mezza punta. E invece continuiamo a giocare con un attaccante, come è successo ieri, Piccoli, che si sbatte su tutto il fronte d'attacco, e un trequartista come Gaetano che però gioca molto largo. Quindi difficilmente si possono trovare. È vero che nel primo tempo di Venezia il Cagliari ha avuto il 71% di possesso palla, ma il tiki-taka, e l'ho detto anche in questo caso, durante il 45esimo minuto, porta a nulla, ha portato a 2 conclusioni. Uno, il colpo di testa di Mina su un piazzato di Augello, parato di testa con la faccia da Stankovic, e il secondo, il tiro centralissimo di, mi sembra che fosse di Gaetano. Ecco, queste sono le conclusioni in un tempo in cui il Cagliari ha avuto il 71% di possesso palla. Ora, davanti a un possesso così importante, al minimo devi finire almeno 1-0, cioè comunque devi arrivare all'intervallo con un gol fatto, perché è inutile che giochiamo in orizzontale senza attaccare gli spazi, senza arrivare dentro l'area di rigore. Stiamo parlando del Venezia, squadra ultima in classifica. Io provocatoriamente posso dire, allora forse il Cagliari è una delle peggiori del campionato di Serie A. Lo dico provocatoriamente perché la squadra di Nicola ha un suo filo logico, gioca anche bene, ma continua a non raccogliere. Va bene la sfortuna, va bene attaccarsi all'arbitro, fino a un certo punto, perché i 2 gol fatti dal Venezia gridano vendetta, non perché ha giocato Tizio piuttosto che Caio, ma sull'attenzione, sulle posizioni in campo, sul fatto che il primo gol nasce da una cattiva posizione della linea difensiva, oltre che da un errore di Adopo che ha sbagliato il passaggio, oppure il 2-0. Non è possibile che un giocatore riesca a entrare dentro la linea difensiva del Cagliari, che era cerchiato, se guardate le immagini, da 5 giocatori davanti col portiere, e cadendo con la faccia sull'erba riesca a segnare e i nostri lo guardano. Cioè, io sono veramente sbalordito. Poi che davanti a tutto questo il tecnico Davide Nicola in conferenza stampa dica che siamo fiduciosi, che va tutto bene perché la squadra vedrete che starà meglio, è normale che poi il tifoso si arrabbia, si sente preso in giro, perché quello che abbiamo visto noi, ed è quello che ha visto anche appunto i tifosi, ma anche quello che ha visto anche la stampa nazionale,
è di una squadra in forte difficoltà, in crisi a livello di risultati e crisi a livello anche di fiducia. Ricordiamoci che sabato si gioca Cagliari-Inter, si gioca alle 18, si gioca Cagliari-Inter, quindi il fatto di aver giocato o non giocato in questa maniera, beh, ovviamente ci si preoccupa, ci si interroga sul futuro, considerando che anche gli altri concorrenti dirette hanno perso, quindi c'era la possibilità di agganciare il treno delle pericolanti che stanno meglio rispetto al Cagliari. Invece stiamo chiudendo l'anno solare con l'ennesima sconfitta e con l'ennesima preoccupazione, oltre che con l'ennesima rimpianto. Dico questo perché poi, dopo il 2-0, l'ultimo quarto d'ora, il Cagliari ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma l'ha gettato con giocatori non più giovanissimi, penso a Pavoletti, e questo deve far riflettere lo stesso Nicola, non sull'età, ma sull'utilizzo di certi giocatori. È assurdo pensare che i protagonisti dell'anno scorso, che hanno salvato l'anno scorso la squadra in Serie A, Pavoletti e Viola, giochino gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora, in ruoli, penso a Viola, non congeniali. Io credo che sia importante giocare con due punte, in cui Piccoli è ovviamente punta importante, e o Pavoletti o la Padula possano essere importanti nel senso di occupare l'area di rigore, impegnare un centrale difensivo avversario, perché altrimenti questa squadra non segna neanche con le mani. Regalare un uomo in mezzo al campo significa, o meglio, fare in modo che il Cagliari giochi con una punta significa dare coraggio alla squadra avversaria che ha un uomo in più in mezzo al campo, perché di fatto i difensori che devono marcare gli attaccanti avversari, quelli del Cagliari, sono due, non sono più tre, sono due. Quindi dando luogo e dando possibilità agli esterni o in mezzo al campo di avere la superiorità numerica. Questo discorso lo puoi fare con le grandi, ma quando devi andare a prenderti delle partite fondamentali per la salvezza, come quella col Venezia, beh, io credo che bisogna rivedere un po' tutto. Fra 10 giorni, 9 giorni si riapre il calciomercato, si fanno alcuni nomi. Il nome di Brunori continua a essere in cima alla lista, ma io devo essere sincero, preferisco due nomi, vorrei due nomi di quelli pesanti, un portiere e un attaccante che possa essere da Serie A pronto, non giocatori scommesse ancora da svezzare. Il Cagliari ha bisogno di giocatori anche rapidi, che non abbiamo, ahimè non abbiamo, e quindi anche, a parte l'Uvumbo, e quindi anche puntare sul contropiede ha purtroppo la sua negatività. Giocatori come Felici, ho visto ieri che ha giocato per un pezzettino di partita, giocatori che comunque qualche cosa lo possono fare, però purtroppo, è il caso di dire, va in confusione. Mettiamo anche il fatto che il portiere, esattamente come Carnesecchi la settimana scorsa, sia stato migliore in campo, ma la domanda è: sono portieri che sono fenomeni o sono i giocatori del Cagliari che non hanno la convinzione di segnare quando tirano e quindi beccano il portiere centralmente? Perché alcune parate sono state fondamentali di Stankovic, ma molte sono state centrali, e quindi mi chiedo dove stia la verità. Vedremo. Io mi auguro che sia solo una fase, ovviamente, però stiamo andando a finire il girone d'andata e questa squadra rischia di, passatemi il termine, liberalizzarsi o mazzarrizzarsi. Mi auguro di no, non ci sarà un Ranieri a salvarci, dovremo fare di necessità virtù. Mi auguro che la società prenda provvedimenti, perché questa squadra ad oggi ha diverse lacune. E per il momento il campionato ti dice che tu sei da Serie B. Allora, premesso, oggi è antivigilia di Natale, quindi io vi do ovviamente i miei più sinceri auguri e ci rivediamo fra qualche giorno dopo le festività. Grazie ancora, un bacione, buona serata a tutti. Ciao.